Mi trovo a Milano nel Tabarrificio Veneto con Sandro Zara, buongiorno. Buongiorno. Lei da 60 anni produce il tabarro veneto. Il tabarro è una passione, lo portavano i miei nonni e io, operando nel tessile, mi sono chiesto ma come mai questo capo così bello che ha fatto una storia, che dura millenni si può dire, scompare così improvvisamente. Nel momento in cui tutti vestivano in plastica, in nylon, in dico, io tiro fuori indumenti, amo la lana, ce l'ho anche addosso anche adesso, e sì che ho fatto tutti i capi in lana. Mi davano del matto perché si era perso l'uso e la memoria del tabarro. Sono nato innamorato del tabarro perché i miei nonni, due nonni lo portavano. Solo da adulto ho capito la differenza. Avevo un nonno che poteva di più e aveva la ruota intera. E un nonno a cui era molto legato, Serafino. L'innamoramento è la personalità di mio nonno. Io poi ho vissuto col nonno, ho conosciuto prima il nonno che il papà. Mio papà tra guerra e prigionia l'ho conosciuto a 5 anni. Lei produce oggi circa 1 migliaio di tabarri Sì, l'anno. poco più, A parte nel Veneto, che credo che ci sia comunque rimasta questa grande tradizione, dov'è che vengono venduti di più? Beh, la capitale che ne vende di più è Londra. Qualcosa in America e qualcosa in Giappone. Il tipico veneziano, quello qua che litigano tra di loro, lui che al tabarro dice ma dai Nina vieni qua che ti intabaro. Ed è un'espressione per niente volgare, addirittura dolce proprio. Ti abbraccio, come Ti dire. abbraccio, sì, ti abbraccio in segno di pace, in segno di amore. Poi ce n'è una un po' monella, quella dice, allora quella è un tagliatabari. Taglia tabarri. Non taglia per niente i tabari, è un modo di dire di uno che non si fa i fatti propri. Io sono un controcorrente integrale, si può dire, perché amo i tessuti, solo i tessuti italiani. Beh, facciamo, di là di quella porta facciamo i tabari, sì che più chilometro zero di così. E dal Tabarrificio Veneto di Milano, grazie Sandro Zara, buongiorno mattino. Buongiorno.